L'uscente, il leghista Stefano Marcon, lo sfidante del Movimento 5 Stelle Cristian Bernardi, il giovane della lista Obiettivo Comune Lorenzo Zurlo sono i primi tre contendenti per la carica di sindaco di Castelfranco Veneto che vi presentiamo e a cui abbiamo chiesto innanzitutto cosa li ha spinti a candidarsi. Mi ricandido perché penso che a Castelfranco Veneto serva un'amministrazione dinamica e l'esempio che ho alle mie spalle attesta ciò che serve a Castelfranco Veneto, e cioè celerità nella risposta dei cittadini. Mi hanno candidato il mio gruppo per continuare il lavoro che abbiamo fatto in questi 5 anni di opposizione a Castelfranco Veneto. Mi candido perché vogliamo promuovere la cooperazione. Gli scontri rischiano di creare antagonismi in città, noi siamo qui per il confronto costante. Quali sono le priorità per la città? Le priorità per Castelfranco sono il continuare la messa in sicurezza della viabilità, anche quella di rango superiore, il proseguire il rapporto proficuo con il mondo della scuola, valorizzare la città stessa sotto il profilo turistico-culturale e continuare nella gestione oculata e attenta del bilancio comunale. L'amministrazione comunale deve assolutamente ascoltare il parere dei cittadini. E come può farlo? Attraverso dei referendum. Il secondo punto è quello del bilancio partecipativo. Il terzo punto è la scelta degli assessori. Devono essere persone molto preparate, scelte tramite curriculum e fuori da Castelfranco Veneto per evitare conflitti di interesse. Le nostre priorità sono ambiente e cultura, incentivare l'uso della bicicletta, congiungendo bene tutte le piste ciclabili già esistenti, promuovere il verde, valorizzarlo, ma soprattutto aprire i settori creativi per nuove forme di lavoro.